Le imprese dell'agroalimentare trevigiano e veneto, un po' come quelle nazionali, hanno reagito, devo dire, tenendo. Dalla sera alla mattina uno dei principali canali di sfogo dei propri prodotti, quindi il settore dell'ospitalità, è stato chiuso. Dopo alcune settimane di sgomento abbiamo visto un settore che si è rivelato all'altezza di filiera essenziale, filiera fondamentale, come era stato definito dal governo allora. Se guardiamo i dati del 2020 e del 2021 è un comparto che in generale ha tenuto in termini di occupazione di valore e ha aumentato anche la propria quota di export, quindi in generale è un comparto che ha risposto con decisione alla sfida del Covid. Domanda non facile. Fare l'imprenditore è una vocazione e quindi c'è già una componente, come dire, umana, interna, che è difficile da replicare o da contenere in un consiglio. Per far fronte all'accelerazione, a questo susseguirsi di momenti critici, rende difficile fare l'imprenditore oggi. Direi che due competenze, due capacità di cui si devono dotare gli imprenditori oggi sono: il primo, la capacità di leggere continuamente i segnali che arrivano dall'esterno, dal mercato, dalle filiere, essere sempre ricettivi senza dare per scontato che il modello di business e il modo di fare le cose a cui si è abituati siano immutabili. Il secondo, la seconda capacità, la seconda competenza che l'imprenditore o l'imprenditrice devono sviluppare è questa calma che consenta di ripensarsi, quindi prendersi del tempo, è un tema del quale abbiamo parlato anche questa sera, per mettere in discussione gli assunti di base su cui si è costruita la propria impresa e immaginare scenari diversi, quasi come nell'ottica di un'assicurazione sulla vita, quindi immaginare che cosa potrebbe andare storto o quali scenari alternativi si possono manifestare per pensare a come l'azienda potrebbe rispondere. In generale, direi, soprattutto per l'agroalimentare, credo che le opportunità siano due. In primis, mi pare che il Covid abbia introdotto nel consumatore sia domestico che internazionale una maggiore consapevolezza rispetto a processi e importanza del lavoro che stanno dietro alle cose che compriamo. Quindi una maggiore attenzione alla qualità rispetto a una ossessiva attenzione al prezzo e al costo, e questo credo sia un'opportunità molto importante non solo per il prodotto italiano, nordestino, altissimo di gamma di lusso, ma anche per tutta quella qualità medio-alta che sappiamo produrre. Più in generale, oltre l'agroalimentare, credo che il Covid e un po' tutta l'incertezza che ha prodotto in giro per il mondo offra a imprese come quelle piccole italiane in molti comparti la possibilità di valorizzare una loro caratteristica quasi genetica, che è la rapidità di risposta e la flessibilità, la capacità di dare servizio molto rapidamente a una domanda che arriva e che può richiedere, come dire, servizi customizzati, personalizzati e in ogni caso quota di servizio aggiuntiva rispetto al solo prodotto.